popolo. Bologna questa sera per Francia-Marocco 3 maxi schermi. Mi ricordo un po' quello che successe a Torino. Speriamo di no. Però scusate, perché mettere dei maxi schermi per delle partite che non coinvolgono assolutamente l'Italia? Un segnale? Non c'è bisogno di segnali, basta aprire gli occhi. Ciao Sammy. Parlato di Seveso, volevo darti un aneddoto. Io all'epoca avevo 16 anni, 17, e avevo dei parenti che abitavano proprio in quella zona. Succedeva questo, rimborsavano, pagavano le galline o gli animali, diciamo, da cortile, li pagavano per abbatterli, cioè tu arrivavi con, che ne so io, 10 galline e ti venivano pagate. In quel periodo c'è stato un mercato dei polli, altro che i capponi di Renzo. C'era gente che abitava negli appartamenti che comprava 20-30 galline, andava a prendere, andava, si faceva rimborsare, le pagavano, che ne so io, 3.000 lire e loro rimborsavano, mi sembra, 10.000 lire. Questo per dire che su tutte le disgrazie, perché di disgrazia si tratta, l'italiano è sempre si tira sempre fuori, cioè per dirti dello scandalo. Poi magari questi sono quelli che dicono cazzo, i politici sono tutti ladri, sono dei delinquenti, ecco, sono quelli lì, vanno a prendere un pollo per dire che devono avere il risarcimento. Povera Italia, questo succede oggi anche in altri paesi, in Sardegna, Compagnia Bella, tantissime persone chiedono risarcimenti per animali mai esistiti. Vabbè, dai. Viva l'Italia, tutto gratis, bella Italia. Bella Italia! Buon pomeriggio per chi ci segue già in replica a qualunque ora su Facebook e su YouTube, ma qui siamo in diretta 6 minuti dopo le 11 del mattino. Sammy Varin direttamente dagli studi del bunker di Radio Libertà in via Bellerio 41 a Milano. Alcuni ascoltatori ci hanno scritto e ci hanno mandato anche WhatsApp audio, video al 3406709659. Tra pochissimo ve li farò ascoltare, ma tra pochissimo arriva anche la cantautrice Pia Tuccitto con una bellissima canzone, c'è anche il video, dedicata alla sorella. Down, My Sister is Down. Parleremo di disabilità tra pochissimo, cosa che facciamo abbastanza spesso su queste frequenze, visto che gli altri parlano soltanto di determinate categorie e determinate quote. Sapete a cosa mi riferisco. Subito però il contatto con il Parlamento. In ogni trasmissione c'è la finestra sui lavori parlamentari. Qui Parlamento, linea alla parlamentare della Lega Miele. Qui Parlamento. Oggi discutiamo una riforma che riguarda il sistema di reclutamento dei ricercatori, docenti. Parla di ricerca, di conoscenza, di innovazione. Parla di un paese che vogliamo costruire. Con il voto di oggi non approviamo semplicemente una modifica normativa, scegliamo di rendere il nostro sistema universitario più moderno, più trasparente e più competitivo. L'università rappresenta uno dei patrimoni più preziosi della nostra nazione. Investirvi significa sostenere la crescita economica, la salute, la cultura e lo sviluppo dei territori. Per troppo tempo il sistema dell'abilitazione scientifica nazionale ha mostrato limiti evidenti. Era nato con finalità condivisibili, ma nel tempo si è trasformato in un percorso complesso con procedure ripetitive e tempi spesso incompatibili con le aspettative di chi aveva investito anni nello studio e nella ricerca. Un giovane ricercatore era chiamato prima a conseguire l'abilitazione e poi ad affrontare un nuovo concorso presso il singolo ateneo. 2 passaggi che troppo spesso hanno allungato i tempi e aumentato l'incertezza. Pensiamo ad un ragazzo che conclude il dottorato di ricerca, pubblica articoli scientifici, partecipa a progetti internazionali e sogna di insegnare all'università. Troppo spesso quel percorso si trasforma in anni di attesa e prospettive poco chiare. Noi vogliamo che quel giovane possa dedicare più tempo allo studio e meno alla burocrazia. La qualità del reclutamento non si misura dal numero dei passaggi, dalla trasparenza e dall'autorevolezza delle valutazioni. E tanto per seguire i ragionamenti delle opposizioni, dovremmo, secondo loro, abolire anche i concorsi degli enti locali perché troppo localistici? Il problema non è dove si fanno i concorsi, ma il merito e il giusto controllo.
Per questo il provvedimento introduce cambiamenti concreti, supera la duplicazione tra abilitazione nazionale e concorso, rafforza la trasparenza delle selezioni, valorizza la qualità della didattica, prevedendo una prova ad essa dedicata, affida una maggiore responsabilità agli atenei nel pieno rispetto della loro autonomia e favorisce una maggiore mobilità accademica. Cambia il criterio per la composizione delle commissioni giudicatrici con l'introduzione del sorteggio con previsione di membri esterni, proprio per rafforzare l'imparzialità. Viene introdotta una valutazione da parte dell'ANVUR sull'attività didattica e scientifica. Autonomia significa responsabilità, responsabilità di selezionare con rigore e qualità nell'interesse degli studenti e dell'intero sistema universitario. La riforma non elimina le regole del concorso, le amplifica. La differenza è che ogni ateneo può programmare meglio il proprio fabbisogno e cercare il profilo più adatto ai propri progetti di didattica e di ricerca. Un'università più forte significa anche imprese più forti, maggiore trasferimento tecnologico e territori più competitivi. La ricerca non rimane chiusa nei laboratori, crea sviluppo, occupazioni ed opportunità. Questa è autonomia che si distingue da localismo o peggio ancora nepotismo. E vorrei rifermarmi su una riflessione. L'Italia non è un paese povero di talenti, è un paese che troppo spesso non è riuscito a valorizzarli fino in fondo. E dietro i numeri ci sono le storie di quei ragazzi che conseguono il dottorato dopo anni di sacrifici, di giovani ricercatrici che sognano di inserirsi ed insegnare nel proprio paese, e dietro ciascuno di loro ci sono le famiglie che hanno creduto nello studio come strumento di libertà e di crescita. La nostra sfida è rendere l'Italia un paese nel quale valga la pena studiare, fare ricerca, insegnare e costruire il proprio progetto di vita, lontana dalla visione del malaffare, del familiarismo amorale descritto dalle opposizioni in quest'Aula. In questo paese non esiste soltanto il male, esiste un paese che vede al bene ed è rivolto a questo. Quando incontro i giovani ricercatori, difficilmente mi parlano di stipendi, mi parlano di incertezza. La ricerca vive di passione, ma la passione da sola non basta, ha bisogno di fiducia. E noi abbiamo il dovere di fare di tutto perché questi giovani possano competere ad armi pari, sapendo che saranno il lavoro, la qualità e la loro capacità di innovare con il loro impegno a determinare il loro percorso professionale. E questa è la fiducia che dobbiamo restituire alle nuove generazioni. Nessuno pensa che questa legge risolverà da sola tutte le complessità del sistema universitario, ma rappresenta un passo concreto nella giusta direzione. E se è vero che c'è ancora molto da fare, è altrettanto vero che c'è qualcuno che ha avuto il coraggio di iniziare. Ringrazio per questo il Ministro Anna Maria Bernini, il Governo, i relatori, tutti i colleghi delle commissioni che hanno contribuito a migliorare questo provvedimento e concludo dicendo che l'università italiana rappresenta uno dei patrimoni più preziosi della nostra nazione e il nostro compito è metterla nella condizione di crescere, perché è già un riferimento importante a livello nazionale ed internazionale, ma noi vogliamo ancora di più. L'università non appartiene ai governi di turno, appartiene agli studenti, ai docenti, alle famiglie che continuano a credere nello studio come il più grande ascensore sociale e non hanno bisogno di demonizzazioni. Se riusciremo a restituire questa fiducia, avremo fatto molto più che approvare una riforma. Avremo dato una ragione in più a tanti giovani per scegliere l'Italia come luogo in cui studiare, insegnare e fare ricerca. Per queste ragioni il gruppo Lega esprime convintamente il proprio voto favorevole. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Bambolina, a cosa stai pensando? Tu così diversa. Piccolina, te ne stai fregando. Doni dolcezza e amore. E il mondo grida, ai, 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 ai. Sarà cattivo o buono? Ai, 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 ai.
occhiali, spessi un dito. Sai tu di questo mondo, no beata te, ma sì, piccolina. Tieni la mia mano, chiudi gli occhi in fretta, si vola, si vola. E il mondo grida, ai, 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 sarà cattivo buono, ai, 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 tua mamma, ai, 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 my sister is down, e il mondo grida, sarà cattivo buono, ai, 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 tua mamma, ai, 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 my sister is down, is down. Tu sei così, stranamente, sei così, ma tu sei così, felicemente, sei così, baby, e il mondo grida, ai, 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 sarà cattivo o buono, ai, 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 oh mamma, ai, 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 my sister is down, is down, e il mondo grida, ai, 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 sarà cattivo o buono, ai, 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 oh mamma, ai, 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 my sister is down, is down. Da anni stiamo seguendo musicalmente Pia Tuccitto, 15 anni con Vasco sui palchi, quelli importanti, le sue canzoni interpretate da grandi artisti, dallo stesso Vasco a Patti Bravo, Irene Grandi, e da anni trasmettiamo la sua musica, la seguiamo, ma certo questo è il pezzo che non ti aspetti, un pezzo però molto importante per lei, Pia Tuccitto, ma anche per tutti noi, perché ci deve far reagire a uno status quo che ancora impera, soprattutto sui mass media, in radio, in televisione, e solo determinate categorie vengono mandate in onda e vengono anche esaltate perché fanno parte di una certa moda. Sapete a chi mi riferisco? Pia Tuccitto ha dedicato una canzone alla sorella Down, My Sister is Down, ed è con noi Pia Tuccitto, ciao! Ciao Sammy, tesoro, grazie, sono molto contenta e grazie di avermi fatto un annuncio così stupendo. La Giorgina sarà felicissima perché lei ora non c'è più già dal 2019, però è in vita, guarda, infatti questa canzone l'ho fatta uscire perché volevo mandare 2 messaggi, ma ne parlerò appena un po' più avanti, giusto, nell'intervista stessa. Sono molto felice di incontrarti oggi. Lo sai che per noi la felicità è questa, fare ascoltare gli artisti potenti che non sempre arrivano dappertutto, e la Pia Tuccitto umilmente ha saputo ricominciare per sua scelta, per sua decisione, dopo aver frequentato i grandi della musica, e lo fai trasmettendo messaggi molto importanti. In questo caso, certo, la canzone per Giorgi, la normalità di essere down. E sai che noi parliamo spesso di disabilità, di qualunque disabilità, perché ognuno di noi c'ha qualche disabilità, Pia, piccola Certo. o grossa, e troppo Sì. spesso
troppo spesso si ha paura a parlarne, si ha timore, mentre certe altre, non le chiamiamo disabilità, le chiamiamo mode, perché fanno moda e finiscono sul palco, te le trasmettono in prima serata, eccetera. E i disabili sul palco non ci salgono, e se sei in carrozzina. Io mi ricordo di Pierangelo Bertoli, Pia, ma altri disabili in carrozzina su palchi importanti è rarissimo vederne. Sì. Cosa sta succedendo? Ma soprattutto, chiaramente, qui c'è un fatto personale, la tua famiglia, tua sorella che ha passato tanti anni per te, la diversità che è normalità, e questa cosa noi che non la viviamo a volte facciamo fatica a percepire, e invece per la famiglia questa non è diversità, è normalità, e la si vive anche come una cosa bellissima, proprio perché è la rivelazione della diversità, e mettere sul tavolo la diversità e non vergognarsi di essere diversi è forse è essere più veri, più vivi, senza quella scorza di fighettaggine che tutti noi ormai abbiamo intorno. Pia, raccontaci. Senti, guarda, io sono un po' un portavoce della mia famiglia, perché la Giorgi, quando è nata negli anni 70, mia madre e mio padre non ci hanno mai detto che era una bambina Down, e quindi per noi è cresciuta normale. Poi un giorno una vicina di casa ha detto: ma questa bambina morde, è cattiva o buona? Da lì io già ero un personaggio un po' particolare. Questa frase mi è rimasta proprio dentro, l'ho appuntata nella mente, e un giorno negli anni 90 ho scritto questa canzone. Il titolo è in inglese solo per questo motivo, perché noi siamo molto, cioè io se vedo una bambina Down per la strada mi viene sempre da abbracciarla, e così è successo a mia sorella Elena, che è stata campionessa del mondo di karate, che era andata al Cairo per dei giochi del Mediterraneo, non mi chiedere, e incontrò un Down proprio lì. Lei ci è andata addosso per dire: my sister is Down, e questi l'hanno presa, l'hanno cacciata, perché i Down in Egitto sono considerati le famiglie sacre, quindi non sono quasi intoccabili, sono come degli dei, capito? E quindi questo ti fa capire. Quindi per me mettere il titolo in inglese era più musicale, non è che volevo fare la diversa, no. Questo è stato. E poi un'altra cosa importante: lei è stata da supporto ai miei concerti, l'ho messo nel finale proprio perché lei una volta si è buttata a pelle d'orso dal palco del Cavedoca di Ferrara, stupendo, guarda, tutti applaudirono, hanno chiesto più autografi a lei che a me. E poi un giorno purtroppo se n'è andata, e i medici dell'ospedale di Siena ci hanno chiesto se volevamo donare gli organi, e mia madre l'ha autorizzati. Quindi la Giorgina, questa canzone io l'ho proprio fatta uscire per mandare questo messaggio, che anche i bambini Down sono talmente uguali a noi, tra virgolette, che possono donare anche a gente normale. Lei ha salvato 2 bambini, quindi è questo il messaggio della famiglia bella. Se una famiglia l'accetta, voglio dire, c'è cose peggiori dei bambini Down, perché loro sono amore puro, come siamo noi quando nasciamo. Dopo, quando diventiamo più grandi, ci si rimbecillisce perché veniamo presi un po' dalla routine della società, no? Invece loro rimangono puri. Loro, se ti dici quello ti sta sulle scatole, lei ti dice sì o no, cioè lo dice con sincerità. Quindi mi sembrava il caso che questa canzone venisse, che avevo presentato la prima volta a Air per Video Music con Red Ronnie, venisse pubblicata. L'ho solo abbassata di 2 toni perché sono invecchiata nel tempo, e quindi la mia voce è andata più profonda, però l'arrangiamento di Giampaolo Blancato è rimasto lo stesso, quindi Frank Nemola, il mio produttore, con me abbiamo tenuto questa, perché lei era allegra. Non ho fatto una canzone, di solito fai una canzone a una sorella, ti viene più dolcezza tra virgolette, più una ballata. Invece noi siamo andati spinti con l'armonica, perché lei era vispa, era simpatica. Guarda, hai fatto gioiosa, benissimo. si vede nel video, insomma. Esatto, dovete guardarlo, cercate My Sister is Down, e ragazzi c'ha un fracco di visualizzazioni già. Pia Tuccito, la cercate, la guardate, e qui naturalmente noi abbracciamo, Pia non lo sa, ma noi spesso e volentieri, come ti dicevo, parliamo di disabilità. Non più tardi di una settimana fa abbiamo ospitato Christian, che è proprio un ragazzo Down, che è stato qua a chiacchierare insieme a me in diretta, e abbiamo proprio scoperto quello che ci ha raccontato Pia, cioè il fatto che loro siano
veri, siano sinceri, Sì, siano come noi eravamo da sì. bambini, da ragazzini, appunto ancora puri, ancora sinceri, senza questa scorza che Sì, e poi purtroppo ti ci dico una cosa, contraddistingue. Sammy, hai visto quando dicono i bambini sono tremendi quando sono alle elementari, no? Perché dicono la verità. Ecco, quelli non sono tremendi, sono veri, cioè sono Mhm. sinceri, capito? Vero. Tremendi perché dicono guarda quello, ma se uno glielo spiega, loro capiscono perché sono intelligenti, i bambini, già da quando sei nella pancia, se tu fai ascoltare della musica giusta, se ti li rassicuri, leggi, i bambini li plasmi tu all'inizio, capito? Li puoi acculturare, ti devi divertire a far sì che tuo figlio sia una persona eccezionale che può diventare, capito? Invece tante volte si fanno i figli per altri motivi, però non è questo il caso che non parliamo in questa intervista, perché per me, io ti ringrazio, è la gioia di questo personaggio che era la Giorgina, e nel video che ho montato il regista ha detto guarda hai fatto talmente bene che non te lo tocco neanche, ho voluto un po' sintetizzare la gioiosità e l'affettuosità che aveva sta ragazzina. Guarda, Era una rocchettara. ce l'hai trasmessa perfettamente in questo video e appunto invito chi non l'ha visto a farsi un giro su YouTube e cercare My Sister in Down, Pia Tuccito. Ma senti Pia, chi cerca te trova di tutto, perché vogliamo ricordarlo, tu fai musica da una vita, ma non soltanto, la tua comunicazione ha abbracciato progetti diversi nell'ambito dell'arte, della fotografia, Sì, del teatro, il merchandising di Pia sì, c'ho Tuccito Bandcamp. sul tuo Poi sito, sul Bandcamp, cioè vendi cose bellissime fatte da te a mano, dipinte, eccetera. Cioè, chi vuole ancora queste cose genuine le trova in giro. È chiaro, come dico sempre, ragazzi, è come fare la spesa dal contadino, bisogna fare fatica, bisogna andare sul sito, cercare, eccetera, e non sempre vabbè, si trova da tutte le parti. Piatuccito.net. E poi tra l'altro, ora perché My Sister is Down è una canzone che voglio tenere per tutta l'estate, ma il 3 luglio, quindi settimana scorsa, è uscito un singolo Baby che si chiama Qualsiasi cosa al mondo, che è una promessa d'amore, dura 1 minuto e 17, è molto rocchettaro e c'ha un video figo perché mi hanno rappresentato un po' a fumetto che giro il mondo, perché io sono una girovaga, sono una curiosa e quindi andate a vederlo, piatuccito.net e trovate tutto, mi fa parecchio piacere questa cosa. È minimo, anche perché Grazie. la Pia Tuccito è vera e sta girando tra le altre cose anche con lo spettacolo Io e lei, con Federica Lisi, hai girato al Castello di Poppi e Sì, sei in tournée da tempo. E sì. cosa c'è dentro in questo spettacolo? Guarda, questo spettacolo è un reading musicale, un po' io leggo lei legge il suo libro, noi non ci lasceremo mai alcuni tratti e io canto le mie canzoni, ma la cosa più bella è che questo reading, io e lei, non è stato costruito niente. Un giorno, un pomeriggio, l'abbiamo creato così velocemente perché le canzoni c'erano già, il testo c'era già, non abbiamo creato niente più di questo. Però una cosa che voglio ricordare della Bovolenta, che sta creando un evento pazzesco, il Bovelix, questo venerdì, sabato e domenica, mi troverete lì anche a me, perché in onore del marito Vigor Bovolenta, e anche lei tutto ricavato lo darà per il progetto sulla dislessia. Quindi sono cose importanti che noi facciamo con Fede. Sempre c'è qualcosa di obiettivi sociali importanti. Quindi, e poi ci sarà un documentario film sulla sua vita dove io farò la colonna sonora. Quindi abbiamo avanti tanta roba che ti presenterò nell'arco del tempo, Sammy, quindi mi sentirai spesso. Ma io lo faccio volentieri, c'è anche Il mare lo sa, la colonna sonora del cortometraggio con protagonisti bambini della scuola dell'infanzia in provincia di Siracusa. Capite? È tanta roba, Pia Tuccito, è per quello che ti sentiamo così spesso, perché ci sono tante belle cose che fanno capire, cari ascoltatori, come gli artisti indipendenti sono molto più attivi e comunicano molto di più dei soliti grossi, grassi artisti. Io mi ritengo libera perché l'indipendenza è sempre legata a qualche etichetta. Invece sono proprio Pia Tuccito libera, cioè io non ho nessuno, come Radio Libertà, per quello ci troviamo bene noi da sempre, perché la libertà ti lascia libera la creatività, non ti mette dentro una gabbia, perché c'è sempre questa cosa commerciale, la radiofonia e tutte queste robe. Invece ormai non c'è più niente, perché è tutto molto,
molto omologato, molto tutto uguale. Io sono una che se tutti vanno a destra io vado a sinistra. E quindi senza regole, capito quello che ti senza voglio dire. regole, bello anche Senza questo, regole, signori. capito. Pia Grazie. Tuccitto, grazie davvero, un abbraccione Grazie, a te, a Federica e a tutti coloro, i tantissimi che ti Grazie, seguono grazie a e tutta ti Radio stimano. Libertà. Grazie. Ciao un Pia, bacione a tutti. buona Ciao, musica. tesoro. Ciao. Grazie. Ciao ciao ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sì, me ne vado. Lorenzo da Como, ok, immigrato condannato, subito rimpatriato, ma per scontare la pena nelle patrie galere, mi raccomando, non per organizzare rientro in Italia. Bravo Lorenzo, come vedi ci stiamo lavorando e anche in maniera tosta. Invece che l'acqua in bottiglia di plastica, perché non metterlo nel Tetra Pak? Ah, scusami, dicevo, la novità dell'Europa, sai che non si potranno più comprare le bottiglie d'acqua in confezione da 6, ma io penso, sai cosa, che arriverà la confezione di cartone, quella che ti si rompe nel momento più bello in mezzo alla strada. C'è un messaggio audio, ne sentiamo solo qualche istante perché siamo in chiusura. Pier dalla Romagna, Ciao. Ma la stampa deve avere dei grossi problemi, io non so dove vivono questi, forse respirano aria puzzolente e sono affannati a fare altro, oppure li pagano. Io vorrei ricordare a chi propone Lampedusa Nobel per la pace che a Lampedusa c'era una siciliana entrata nella Lega anni fa, che era la passionaria contro gli sbarchi e l'uso dell'isola. Si denunciavano i fatti che venivano mangiati cani, no? animali Certo. delle persone residenti e disturbo anche nei confronti dei villeggianti. Io personalmente non so come è cambiata la situazione tale da far credere che a Lampedusa ci sia un popolo di siciliani che ama assolutamente l'arrivo di queste persone, quindi forse sarebbe meglio ricostruire un po' la storia. E minimo, e salutiamo anche la Lega di Lampedusa, con un famoso vice sindaco che ben ricordiamo. Qui Sammy Varin, grazie a Simone in regia, è una minaccia, ci risentiamo domattina alle 7:30.